Rieccoci insieme, cari telespettatori, sempre supportati quando parliamo di percorsi particolari e comunque di cose che bisogna sapere perché prima o poi coinvolgono tutti, dallo SPI CGIL del Veneto. Cose pratiche, interessanti e importanti. Quest'oggi impegnativa di cura domiciliare ed è una puntata successiva a quella che abbiamo trattato le volte precedenti. E quindi io vi invito a guardare sul web e a rivedere la puntata come si arriva alla dichiarazione all'apertura dell'invalidità sostanzialmente, che è molto importante perché tante persone sono coinvolte, soprattutto chi è molto anziano, che ha avuto dei problemi. Rivedetevi la puntata e dopo capite anche questo passaggio successivo che noi facciamo insieme alle esperte dello SPI CGIL. Ivana Fogo, ben ritrovata, Dipartimento Sociosanitario SPI CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Che è sempre preparatissima in questi percorsi non semplici, perché lo dico, non sono semplici ma sono importanti, e anche Daniela Argenton, ben ritrovata, segretaria della Lega SPI di Badia Polesine, grazie. Salve, buongiorno a tutti. Ben ritrovata anche a lei. Allora, questa volta incominciamo con Ivana Fogo. Una volta aperta l'invalidità, quindi dato per presupposto che abbiamo fatto tutte quelle belle procedure lunghe e complesse che voi siete stati bravissimi a semplicizzare, ma che non sono così semplici, ma per le quali si può andare alle sedi dello SPI CGIL e farsi aiutare. Certamente. E le sedi dopo ve le mostreremo, comunque sono presenti sul territorio. C'è la possibilità di avere l'accompagnamento che fa la sua strada oppure l'impegnativa di cura domiciliare. Che cos'è? Allora, partiamo abbiamo detto, certificazione dell'invalidità. Quello è un percorso. Certo. Oltre che allo SPI CGIL, naturalmente, che noi abbiamo detto abbiamo tante sedi, tanti recapiti, trovate sempre qualcuno che in qualche modo cercherà di darvi una risposta o comunque vi saprà indirizzare. Eccole qua, vediamo le sedi che dalla regia o comunque insomma vi sa indirizzare. Patronato Inca, che è il nostro patronato, no? Quello, ecco. E poi indennità di accompagnamento. Precisiamo, perché io ne ho detto a più persone, non il CAF, o l'Inca o lo SPI. Inca. Quello è Inca, è un percorso patronato Inca. Comunque, insomma, ripeto, nelle sedi poi chi si trovano davanti li sa indirizzare, perché insomma si riesce. Ecco, quindi patronato Inca, indennità di c'è tutto il percorso che abbiamo visto l'altra volta che lasciamo stare, indennità di accompagnamento. Ci tengo a precisare che lì non c'entra il reddito, c'entra solo lo stato di salute, il problema di salute. Anche qui partiamo da là, cioè dallo stato di salute e quindi dal bisogno assistenziale che la persona ha se si trova curata a domicilio, quindi curata dalle famiglie, assistita dalle famiglie oppure anche dalle assistenti familiari, sempre collegati alla famiglia, quindi l'assistenza domiciliare. Ma diciamo che il punto fondamentale è il bisogno di assistenza, e qui parliamo di persone non autosufficienti. Abbiamo visto l'altra volta, posso avere un'invalidità insomma di una certa percentuale, adesso non riprendo perché sennò non andiamo più avanti, ma insomma sono persone comunque non autosufficienti, con delle percentuali. Da parte dell'INPS, giusto? La visita? Sì, tutto quel percorso là, con delle percentuali naturalmente che sono differenziate rispetto a quello, e però dobbiamo anche andare a vedere in questo caso che patologie abbiamo e quanto appunto sono invalidanti. E sono persone, dicevo, che sono assistite a domicilio. È un contributo assistenziale economico erogato dalla Regione. Facciamo un po' un excursus storico per capire da dove partiamo. Qui noi parlare di impegnativa di cura è stata istituita con una delibera regionale, lì c'è scritta, ma insomma la 1338 del 2013, che ha sostituito il precedente assegno di cura, e quindi è importante capire di che cosa stiamo parlando. Lì si è deciso, la Regione ha
c'è scritto, leggiamo quello che c'è scritto delineato, il sistema delle cure domiciliari, no? Che cosa abbiamo, che cosa si ha diritto, insomma, per poter garantire la permanenza della persona non autosufficiente, che il più delle volte, insomma, è l'anziano. Adesso diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi è l'anziano, perché questo possa permanere a domicilio. È un contributo economico riconosciuto alla persona invalida, ed è assegnato, può essere assegnato anche un monte ore di prestazioni, ma ci interessa l'impegnativa di cura domiciliare. Però per essere ben precisi, che magari alcuni non pensino, solo a chi sta a casa, perché la finalità è di mantenere la domiciliarità, quindi l'anziano non autosufficiente che è a casa, ma lo dice la parola impegnativa di cura domiciliare. Quindi diciamo anziano, ma insomma diciamo la persona non autosufficiente che è assistita a casa, oltre all'indennità di accompagnamento che abbiamo visto l'altra volta, si può aggiungere anche questa, oppure può avere solo questa. Però qui abbiamo un altro ragionamento, che è quello che il reddito ha un peso in questo caso, mentre l'altra volta no, in questo caso sì. Non entreremo nello specifico di ogni, perché insomma sono delle tabelle, sono delle regole precise, chiamiamole così, perché altrimenti ci vorrebbero 2 ore, però insomma ci interessa le tipologie, capire, intanto parliamo delle tipologie e poi insomma vedremo. Quindi dicevamo, quella delibera del 2013 e andiamo avanti con l'altra slide che così ha previsto delle tipologie, ha previsto delle 7 tipologie di impegnativa non solo quella ma anche le successive. Insomma, la Regione comunque ha previsto queste 7 tipologie di cura domiciliare. Vedete le sigle, si chiamano ICD, che vuol dire impegnativa di cura domiciliare, e poi a fianco abbiamo delle altre lettere che diciamo determinano il tipo di impegnativa, perché in base al tipo di assistenza e al tipo di non autosufficienza, al grado di non autosufficienza o la patologia che una persona ha, c'è l'impegnativa, come dire, c'è il contributo specifico. B, adesso io ve le leggo velocemente. B vuol dire basso bisogno assistenziale, la M invece cominciamo a salire e abbiamo un maggior bisogno assistenziale, magari ci troviamo in presenza di persone che anche hanno insomma episodi di demenza con gravi disturbi comportamentali. MGS, qui cominciamo a salire, no? Disabilità gravissima, demenze di tutti i tipi, e quindi maggior bisogno assistenziale. A, alto bisogno assistenziale. P, qui entriamo in una disabilità specifica che è la psichica e l'intellettiva, qui è un percorso preciso. F, grave disabilità fisicomotoria, e poi l'ultima è la SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Allora, queste sono quelle istituite nel corso dal 2013 in poi. Poi a dicembre dell'anno scorso la Regione Veneto fa un'altra delibera, vediamo la slide successiva, 1558, che riconferma quelle impegnative lì e ne aggiunge altre tre tipologie. ICDB plus, quindi prima avevamo la B, qui si aggiunge anche la plus, non la sostituisce, si aggiunge, che vuol dire che sono con un elevato bisogno assistenziale. E poi abbiamo 2 impegnative di cura domiciliare molto interessanti che riguardano i centri diurni per persone gravi e gravissime. Allora, queste ultime 3 impegnative... mi chiedo una cosa, ma al centro diurno i gravissimi, sto pensando, non autosufficienti, gravissimi, bisogna capire rispetto alla voce grave che cos'è, che differenza c'è. Allora, perché poi come ci arriva al centro diurno, perché questa è un'altra cosa che viene da pensare. Come ci arriviamo ce lo spiega Daniela in tutto il percorso, perché il percorso per arrivare a queste impegnative è uguale, diciamo, no? Ma la gravità tra grave e gravissimo. Adesso lo dico. Cosa c'è che differenzia qua? Che ogni tipologia di impegnativa ha delle regole precise legate
alla valutazione della patologia che dà un certo punteggio, non sono tutti uguali, da un certo punteggio, e questo comporta legate anche all'ISEE, e qui introduciamo un concetto nuovo che poi Daniela ci spiegherà benissimo. Quindi è legato questo sì è legato al tipo di reddito che ho, alla mia situazione, no? Mentre in precedenza no. E quindi ogni impegnativa ha le sue regole, che noi adesso altrimenti ci mettiamo troppo. La differenza tra gravi e gravissimi. Bene, qui dentro noi possiamo avere, per esempio, anche alcune persone che hanno delle patologie di demenza cognitiva importante o importantissima, no? I vari gradi dell'Alzheimer, diciamola così, per farci capire, e per esempio questi possono essere dei centri, laddove ce ne sono parecchi in tutto il Veneto, tranne a Rovigo, che poi Daniela denuncerà questa cosa. Vedremo. Ecco, e danno la possibilità di essere dei momenti di sollievo per le famiglie. Certo. Perché chi si occupa di questa tipologia di persone, okay, allora, per tutti, vanno anche, abbiamo dei centri diurni non per persone gravi, ma che sono dei momenti in cui l'anziano esce di casa e comunque è inserito in una comunità, no? Ha una vita, un minimo di vita sociale, un minimo di confronto, no? Che altrimenti a casa. Qui ci rivolgiamo a persone invece, così come l'abbiamo visto scritto nella delibera, poi dico che anche un'altra cosa. Qui invece pensiamo più che altro al sollievo per chi assiste queste persone, perché assistere persone di questa natura davvero comporta un impegno non solo di presenza fisico, ma anche di coinvolgimento così pesante, per cui diciamo che si pensa a quelli che noi chiamiamo i caregiver, cioè le persone che si occupano della persona che ha questa invalidità. Quindi poter portare una persona di questa natura per un giorno, perché poi i centri diurni sono dalla mattina fino alle 4, 5, a seconda, pranzo incluso laddove è possibile, poter sollevare, per questo si chiamano anche centri di sollievo, no? Ecco, sollevare la famiglia o anche la stessa badante, la stessa assistente, perché anche le assistenti familiari, insomma, reggere, no, un impegno di questa natura può consentire di continuare a mantenere a domicilio la persona. Quello che mi interessa sottolineare è che queste tre tipologie di impegnativa, che sono recentissime e che in questa delibera hanno anche le schede operative e anche il finanziamento economico da parte della Regione, le tabelle insomma le abbiamo, non è un problema, addirittura divise per tipologia, divise per provincia, insomma tutto il materiale c'è, però queste tre tipologie, almeno per le informazioni che abbiamo noi, ancora non sono erogate. Ho capito, quindi questa è del 2023, del dicembre del 2023. Siamo al 1° marzo 2024, queste almeno, poi se le nostre informazioni sono sbagliate e ci smentiscono, noi siamo anche contenti, perché voglio dire, questa tipologia di impegnativa è molto molto interessante. Perfetto, io vi interrompo, abbiamo una pubblicità, quindi questo è un primo step, poi parliamo dove bisogna andare sostanzialmente, perché poi alla fine uno dice sì, ma dove vado per fare tutto questo, chi mi può dare una mano, chi mi può aiutare, a parte le sedi dello SPI che abbiamo visto, canale 19, restate qui con noi, pochissimo tempo fuori dallo studio nostro, ma dopo torniamo insieme.